Adesso corro piano, senza catene, il cuore batte, la libertà è vera, sono tornata. Oggi qui nella Sala degli Stemmi abbiamo la premiazione per il 12° anno consecutivo del Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio, che è un premio decisamente particolare, nel senso che noi produciamo poi un'antologia e in questa antologia ci sono le poesie di 2 sezioni. Queste 2 sezioni sono una riservata a poeti liberi, quelli che semplicemente potrei definire poeti normali, liberi di scrivere a casa propria, nel proprio studio. L'altra sezione invece è dedicata agli ospiti delle strutture protette. Un'unica antologia perché queste 2 voci, da luoghi, da topoi diversi, riescano a intrecciarsi e alimentarsi in un dialogo, in un vero e proprio dialogo, insomma. Camici che sembrano gessi, luci che non lasciano ombra dove nascondersi, troppo ordine per contenere il disordine, troppo vigore per insabbiare l'eccezione, per imbavagliare la paura del precipizio. Il premio principale, abbiamo il premio speciale Alberto Cappi alla carriera, che è a Giorgio Saggiani, e poi riveleremo alla fine della scaletta anche i vincitori della sezione 1 e della sezione 2, insomma. Mia madre era il granaio, senza rumore, di ventre in ventre, custodiva il fuoco. Aveva mani piene di silenzio, raccoglieva pezzi di cielo nelle pozzanghere per darci da vivere. Io e mio fratello sui rami dei salici, tra il fango fertile e l'oro da potare, il vanto dell'ombra, il raccolto che doveva ancora venire. Quest'anno il premio di riconoscimento è andato a Giorgio Saggiani, che riceverà una targa, ma riceverà soprattutto un caloroso abbraccio da parte di tutta la nostra associazione, che tra l'altro da pochissimo lo ha accolto come membro socio a tutti gli effetti. Il mio interesse specifico per la letteratura, per la poesia, è nato quando ho terminato il lavoro più bello del mondo, quello dell'insegnante negli istituti superiori che ho svolto per 40 anni. In quel momento lì, all'inizio del pensionamento, nel 2008, mi viene comunicato che un celebre poeta mantovano, Alberto Cappi, che conoscevo bene, si era offerto di criticare e accompagnare il mio secondo libro di poesia, Vorrei essere un saggio. Quella è stata una data di spartiacque perché lui mi ha accompagnato in questa avventura, ha fatto una critica molto positiva al mio libro e da lì ho cominciato poi a produrre e adesso ho già pubblicato 8 raccolte di poesie, 4 romanzi e un saggio. È una grande emozione. Avevo già ricevuto un altro premio alla carriera a Firenze, però riceverlo nella mia città è stata una sorpresa meravigliosa e sono grato, molto grato alla Corte dei Poeti che da oggi in poi mi ospiterà nelle sue file e che mi ha attribuito questo premio che mi inorgoglisce molto.